Sono Alberto Villanova, consigliere regionale uscente della Lega, capogruppo della lista Zaia e di tutti i gruppi della Lega in Consiglio regionale. Mi ricandido per queste elezioni regionali con la Lega e porterò avanti quelli che sono stati da sempre dei punti cardine del mio programma elettorale. Uno su tutti la sicurezza del territorio, sicurezza che vuol dire uscire dalle nostre città potendo camminare a testa alta, non avendo paura di andare in stazione o di girare la sera nelle nostre città. Questo è un tema che è diventato veramente spinoso nel nostro Veneto, purtroppo anche negli ultimi anni, però dobbiamo riprenderci le nostre città, riprendere in mano le nostre città. Questo lo dobbiamo fare con la regione che porta avanti con una voce forte e importante nei confronti di Roma. Va fatta pressione affinché le leggi che vengono fatte a Roma vadano a mettere in carcere i ladri, chi viene arrestato rimanga in carcere, chi entra in casa non venga tutelato, chi ti entra in casa, chi viene a rubare non venga tutelato, ma vengano tutelati gli onesti cittadini di fronte ai criminali. La sanità è un tema che i nostri cittadini sentono molto. Sappiamo che dopo il Covid sono arrivati 1000 problemi sulla sanità, nonostante tutto la sanità veneta rimane al primo posto in Italia, ma questo non basta, dobbiamo lavorare per farla diventare sempre migliore, per fare in modo che le liste d'attesa si accorcino sempre di più come abbiamo iniziato a fare, che arrivino sempre più medici a lavorare nella sanità e rimangano nella sanità pubblica, perché quello che è il nostro obiettivo principale è che la sanità del Veneto rimanga sempre pubblica e che dia un servizio aperto a tutti e che raggiunga anche i cittadini meno difesi, quindi i cittadini più indifesi e più in difficoltà. Andare a votare è importante perché ne va del futuro della regione dove tutti noi votiamo, quindi il 23 e il 24 novembre è importante andare alle urne, votare per chi si vuole, però è importante far capire che i veneti hanno a cuore la propria regione e hanno a cuore il futuro di quella che è l'amministrazione regionale per i prossimi 5 anni.